momento sto bene, non ho un po' di tosse ma non ho febbre e questo dicono essere un buon segno. Lotta la sindaca di Merlara Claudia Corradin, in prima linea per la difesa dei suoi cittadini, in particolare i tanto cari anziani della casa di riposo e adesso anche per la sua salute. È stata contagiata, positiva al Covid-19, per ora sta abbastanza bene. Non va altrettanto bene nella struttura dove la notte scorsa è morto un altro anziano. Un bollettino di guerra. 8 le persone morte dall'inizio della pandemia, 25 dei 46 operatori positivi al virus, tutti i 60 anziani rimasti. Venerdì la distribuzione di mascherine chirurgiche. Sono state distribuite delle mascherine, quelle che non chirurgiche diciamo, che evidentemente sono adatte o possono essere utili, ma non sono sufficientemente, non garantiscono sufficientemente la sicurezza agli operatori che sono dentro, lavorano in un ospedale infetto. A portare solidarietà ai sindaci della zona. Ci sono stati anche i sindaci delle Montagnanesi che hanno sollecitato con una lettera un intervento, un'attenzione particolare per Merlara, però attualmente ognuno è sempre solo, nel senso che è una casa di riposo e quindi tutte le procedure per il reperimento del personale, per il reperimento dei dispositivi vengono rimandate alla dirigenza, direttore e presidente del consiglio di amministrazione della casa di riposo. Il problema più urgente è il personale, servono operatori e infermieri per dare respiro ai pochi in servizio, un'impresa difficilissima. Reperire il personale per questa struttura resta demandato alla dirigenza della struttura. E noi abbiamo percorso tutte le vie possibili, dalle cooperative agli appelli personali, alle conoscenze personali, alle agenzie, ma non ci sono persone che sono disponibili a venire a lavorare in questa struttura.